Barriere in legno, pannelli alti 2 metri per non permettere più bivacchi all'ingresso dell'ex sede della provincia di Treviso in via Cesare Battisti. Gli operai sono al lavoro dalla mattinata. Il blitz, a cui ha partecipato anche la polizia locale, ha portato ad allontanare i numerosi senza tetto, almeno una decina, che occupano stabilmente il sottoportico per pernottare. La richiesta di avvio dei lavori è di qualche giorno fa. Ad accelerare le operazioni anche il rischio di occupazione da parte del collettivo ZTL, che aveva messo lo stabile tra i possibili obiettivi da colpire. L'ente provincia si è subito smarcata dalla vicenda. L'immobile è ora di proprietà del fondo Numeria SPA, una cordata di cui fa parte tra le altre anche l'impresa edile Setten. Una cordata che sta avviando i lavori di ristrutturazione in vista della creazione di un centro residenziale. Negli ultimi mesi il porticato e l'ingresso era divenuto una sorta di dormitorio a cielo aperto, occupato da una decina di clochard. Perché questa cosa? Siamo uomini, non siamo scimmie, non siamo niente, siamo uomini. Questa cosa. Io non mi ha pagato 2.000 euro, non mi ha pagato, ho lavorato, non mi ha pagato. Che posso fare? Come posso pagare un affitto? Come posso fare questo? Quante persone eravate? 3 con 7 persone. 7 persone Di sotto i 4 qua, 3 di là.